particolarità di questa regione, anche oltre i confini, diciamo di tutta l'area geografica, è che è un'unità di diversità, di contraddizioni, una ricchezza della diversità. La regione che va dal mare fino alla montagna e tutto è raggiungibile in breve tempo, come la città di Trieste, la grande città è il Carso, mare, montagna, est, ovest e poi l'aggancio col nord Europa. Qui si incontrano 3 paesi, la Croazia che è in vista, la Slovenia, l'Italia, e se ti giri e non c'è un bosco, ti puoi anche vedere qualche cima austriaca. Chi cerca di spiegare l'Europa è a casa qui. Trieste è un grande fornitore di storia. L'aspettativa della vita è enorme a Trieste, ma stranamente di questi 200 oltre centenari che vivono qui sono solo 8 maschi. Ero in un caffè, sentivo 2 vedove benestanti che sono ben conosciuti in città e parlando degli ex mariti. Ma ciò, sai, da quando il povero se ne andai, eccetera, finché l'altra risponde: ciò, a una certa età si ha anche il diritto di essere vedova. Devo dire, mi sono venuti un po' di brividi. Ma questo ti succede qui con le donne forti, che ispirano anche i miei romanzi, che il protagonista, il commissario, è uno, ma quasi tutto attorno di lui sono donne forti, emancipate già prima del resto dell'Europa, dove a Trieste era veramente l'avanguardia anche dello sviluppo demografico, sociologico e anche economico. Io consiglierei di andare a piedi in questa città, di esplorarla a piedi. E se ti viene la voglia di un caffè o di un calice di vino, non c'è problema, perché ogni terza casa è un bar o un caffè. Io adoro il Caffè San Marco, che è un insieme tra libreria di altissimo livello e il bar evidentemente. Ma di solito sto all'aperto e preferisco angoli frequentati di tutti i ceti sociali. Per esempio in piazza San Giovanni, dove c'è anche il Malabar, che tanti dicono che sia il mio secondo ufficio, invece è il secondo ufficio del mio protagonista. E quando entra lui, io esco perché lui pensa che io lavoro per lui e pago anche il suo consumo. No.